Buongiorno a tutti, siamo qui con Alvise Maniero, futuro portavoce per la Camera, e anche questa mattina vogliamo ricordare un punto che per noi è molto importante, che è l'elettrodotto di Sudicolo. Per troppi anni avevamo battagliato su questa cosa, siamo arrivati anche in certi momenti a una buona possibilità di soluzione, però all'ultimo momento la questione di soldi, probabilmente la politica si è allontanata dalle nostre idee e dalla concezione che comunque ci deve essere sempre il principio di precauzione, una questione fondamentale per il cittadino, e quindi ci siamo bloccati. Ultimamente nel mese di settembre abbiamo avuto ulteriori problemi su quella linea con dati certificati molto elevati. Abbiamo chiesto spiegazioni che ancora non ci sono state date per il mese di settembre. Stiamo programmando altre azioni e una delle più importanti è quella di portare la nostra voce ulteriormente in alto. Chi, se non meglio, il futuro candidato Maniero potrà dare una mano in futuro per il proseguo di questa battaglia che noi riteniamo importantissima per la salute, e come era stato citato in diversi documenti anche dalla precedente amministrazione, è un punto fondamentale per lo sviluppo della città. Però ricordiamoci sempre il principio di precauzione e il fatto che questa linea blocca lo sviluppo sul lato nord della città, per cui sicuramente siamo convinti che i futuri nostri rappresentanti portavoce ci potranno dare una mano su questa questione, non dimenticate. E quindi ecco a voi che comunque Alvise Maniero vi potrà dire qualcosa di più a proposito di questa cosa, che non è l'unica nel Veneto, ma che comunque è molto sentita nel nostro, diciamo, portoguarese e nel quartiere in particolare di San Nicolò. Alvise Maniero. Ecco, intanto sono io che vi devo ringraziare perché mi avete messo a conoscenza di una situazione che ha delle analogie. Ieri veniamo da Vigonovo, ieri sera, che è un altro comune che ha un problema simile con Terna. Allora noi non possiamo parlare di sviluppo quando abbiamo qui a Portogruaro circa 180 proprietà, abitazioni che sono esposte alle radiazioni elettromagnetiche, ai micro Tesla emanati da questa linea, e prima guardavamo le immagini di una scuola praticamente nel cui giardino sorge uno dei piloni e le cui linee attraversano il cielo sotto il quale giocano quotidianamente i bambini. Abbiamo sentito poco fa questione di soldi. Allora Terna ha un utile annuo che si aggira sui 600 milioni di euro. Non esiste nessuna questione di soldi, è una questione di priorità, la prima delle quali è la salute. Sappiamo anche che Terna è solo parzialmente pubblica, ci sono anche rilevanti investimenti da parte di banche straniere, tra cui banche di Stato cinesi, banche di investimento cinesi. Noi dobbiamo riappropriarci della facoltà di mettere la salute come priorità nelle nostre infrastrutture. I bambini sono il nostro futuro, non possono giocare sotto uno stenditoio di cavi elettrici. Quindi grazie per avermelo detto, io spero solo di poter essere utile in questo senso. Buon lavoro a tutti.